Buongiorno, sono il dottore Emanuele Donà, responsabile del pronto soccorso della Casa di Cura Madonna della Salute di Portoviro. Vi facciamo vedere oggi il nostro nuovo pronto soccorso. Ci troviamo in questo momento nella camera calda, cioè nella zona in cui arrivano i mezzi di soccorso con i pazienti che hanno avuto bisogno di un soccorso territoriale. Abbiamo un mezzo presente qui che ha appena scaricato il paziente e l'ha portato all'interno degli ambienti per la prima valutazione e l'espletazione del triage. Ci troviamo al triage del nuovo pronto soccorso e che è la vera cabina di regia di tutto il reparto. In questa postazione un infermiere preparato e come dire, addestrato stabilisce i tempi di attesa previsti per i pazienti che arrivano in base al problema che presentano, attribuendo loro un codice colore che definisce l'urgenza e quindi la velocità con cui questi pazienti hanno necessità di essere visitati e trattati. Allora, le caratteristiche di un ambulatorio dei codici rossi devono essere quelle di avere la possibilità di gestire qualunque tipo di situazione emergenziale con rapidità. La logica costruttiva è stata quella di evitare di avere il più possibile presidi e attrezzature posizionate per terra. Infatti abbiamo un braccio meccanico che ci ha permesso di sospendere tutte le attrezzature, e mi riferisco al monitor multiparametrico, al defibrillatore, al ventilatore polmonare, e questo garantisce agli operatori che devono gestire l'urgenza di poter girare attorno al letto del paziente senza avere intralci di fili, cavi, tubi che intralcerebbero appunto l'operatività, e questo costituisce un salto di qualità notevole nella gestione delle urgenze, mentre nella struttura precedente non avevamo questa possibilità. Questo ci garantisce una maggiore fluidità nella gestione dei casi critici. Ecco, di fatto si tratta di un ambulatorio per le emergenze che ricalca l'organizzazione interna di un box di terapia intensiva che ci permette di gestire le funzioni vitali del paziente a 360 gradi come se fossimo in un reparto intensivo. Abbiamo 3 ambulatori per la gestione dei codici minori che permettono al medico in servizio di visitare il paziente, richiedere gli esami, diagnostica, somministrare terapie, tutto all'interno dello stesso come dire, ambiente, ovviamente con la collaborazione del personale infermieristico che coadiuva i medici durante il turno di servizio. Qui abbiamo la zona di lavoro infermieristico dotata di postazioni che gli infermieri utilizzano per aggiornare il diario clinico dei pazienti, i parametri vitali, la somministrazione delle terapie e tutto quello che riguarda la gestione del paziente. Inoltre abbiamo la possibilità di avere il monitoraggio telemetrico di 4 pazienti che abbiamo ricoverato in pronto soccorso, che si possono visualizzare dal monitor che si vede là in fondo, tutti i tracciati durante tutto il periodo di osservazione. E qui abbiamo la zona dell'emoteca dove sono conservate le sacche di sangue, sia lo zero negativo a disposizione per il pronto soccorso in qualunque caso, sia tutte le sangue che vengono richieste di sangue omologo che vengono richieste dai vari reparti. Questa è la nostra area infetti che ci consente la gestione e il trattamento di pazienti infetti o ritenuti tali, sia per quanto riguarda gli isolamenti da contatto ma anche per gli isolamenti per i patogeni a trasmissione aerea. La stanza è dotata di un accesso attraverso un filtro che permette all'operatore sanitario di non accedere direttamente all'area di osservazione del paziente e può ovviamente dotarsi di tutti i presidi di protezione individuale atti a evitare il contagio. Mentre la stanza, che ha la possibilità di avere il controllo della pressione, è dotata anche di servizi igienici dedicati che permettono al paziente di essere completamente autonomo rispetto al resto del pronto soccorso. Con l'area di osservazione breve intensiva ci permette di mantenere in osservazione 3 pazienti in un tempo che va dal momento in cui arrivano in pronto soccorso fino a un massimo di 48 ore, tempo che viene impiegato per la diagnostica o per la terapia. Sono periodi di osservazione breve che permettono di evitare ricoveri impropri e ci garantiscono però la possibilità di gestire il paziente per un periodo di tempo sufficientemente lungo a raggiungere una diagnosi o a garantire una terapia adeguata almeno nelle fasi iniziali della malattia.
Le zone di attesa del pronto soccorso sono compartimentate, in particolare abbiamo un'area destinata e dedicata alle mamme che fortunatamente non accedono molto frequentemente al nostro pronto soccorso, non avendo noi il servizio di ostetricia, ginecologia o pediatria, ma qualora dovesse capitare che arrivi una signora con un bambino piccolo ha la possibilità di attendere il suo turno di visita in quest'area dedicata, che è munita anche di servizi igienici dedicati e di fasciatoio.